In questo video voglio parlarti di tre frequenze di mindset. Perché parlo di mindset? Perché il mindset è super importante se vogliamo fare un salto quantico in un nuovo corpo, una nuova vita. Molte volte ci perdiamo in tecniche meditative, in tecniche particolari di fisioterapia, di psicoterapia, ma non ci chiediamo qual è il nostro mindset. E ho capito tardi questo, tardi, che il mindset in realtà è il centro di ogni successo, che può essere successo in ambito monetario, in ambito di corpo e mente, quindi di guarigione, in ambito di relazioni, in ogni ambito. E questo mindset lo posso dividere con tre livelli oggi. Sono dei mindset a diverse frequenze e vorrei che capissi bene qual è la frequenza che ti serve adottare se veramente vuoi fare il salto di qualità. Questo è un video che faccio verso me stesso, non solo per te, perché ogni persona è in un punto della sua vita che sta cercando di fare un salto. Anche se pensi di essere al top, c'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da raggiungere in più. Se viviamo è perché ci stiamo evolvendo. E voglio dirti la mia in base a quello che ho scoperto e quello che ho appreso negli ultimi 5 anni, studiando dall'università a lavorare con centinaia di pazienti che soffrono di dolori persistenti. E essendo io paziente, un primo paziente, il mio primo paziente ero io, che ho iniziato a studiare la mente e il corpo in un altro modo. E solo in questo momento, solo in quel momento, quando ho capito che c'era qualcosa di più, fame di scoprire, quella fame di sapere qual era, diciamo, il segreto per ritornare a stare bene. Se non mi conosci, ho sofferto da varie problematiche fisiche, come tutti, come la maggior parte delle persone in questo pianeta. Ma sono poche le persone che hanno capito cos'è che veramente conta per ritornare a stare bene. Questo non vuol dire che io sono immune a malattie, che io sono immune a problematiche di dolori cronici nuovamente. Questo non vuol dire. Vuol dire che se però abbiamo un mindset che anche quando tutto va giù, tu sai che ce la puoi fare, allora lì ritornerai a stare bene. E molte volte dico alle persone, ai miei pazienti, che la guarigione non è l'assenza di sintomi. La guarigione vuol dire che stai facendo le cose in modo sereno, che puoi ritornare a una vita serena. E ci sono persone che vivono con malattie terminali che vivono serenamente, che vivono in un modo non da vittima, ok? E qua, infatti, voglio dirti le tre frequenze del mindset, quella del depresso, è lì per una successione di eventi, ok? Che ha capito che è un fallimento, che non c'è altro che può fare per ritornare a stare bene. E questo è un mindset che è devastante, perché capiamo che ci vogliono mesi e mesi di terapia se vogliamo per ritornare da questo mindset e fare il salto verso il secondo step. E lo puoi fare, tutti lo possono fare. Io tendo a non lavorare però con questa prima frequenza, perché mi ci vuole troppa energia da spendere per portarti verso il prossimo step, ok? Il prossimo step qual è? Quello della vittima. In ogni famiglia, in ogni gruppo di amici, nella società, la maggior parte delle persone sono vittime. E sono persone che si lamentano e basta, perché sono persone che hanno visto probabilmente una marea di informazioni, di malinformazioni su internet, sui gruppi Facebook, sulle news, sulla TV, e quindi si sono autoprogrammati da una marea di tempo con delle credenze limitanti. E a volte non riesci neanche a capire qual è la verità quando sei lì dentro. Perché quando sei lì dentro e ti
sei circondato con tutte queste credenze limitanti, devi essere un guerriero per andare fuori da là. Ecco che questo è il terzo step, ma ne voglio parlare un attimo, voglio fermarmi un attimo nella frequenza della vittima. E il 95% sono vittime, e questo in ogni ambito. Lo sono stato anch'io e a volte ci rientro anch'io in questa parte di vittima. Non è... Do sempre la colpa magari a qualcos'altro che non va bene. Magari non ho raggiunto quell'obiettivo perché non avevo abbastanza tempo. Ero stanco, mi annoia fare questa cosa. Tutte scuse che in realtà sappiamo dentro di noi perché non le facciamo, perché abbiamo paura di dimostrare il nostro vero valore, che non sappiamo neanche più dov'è il nostro vero valore. Quindi te lo dico per esperienza personale, perché se guardo a come mi stavano schiacciando proprio, letteralmente schiacciando, quando ho scelto di non lavorare più da informatico, quegli anni là è stato un anno e mezzo che stavo pensando io non voglio fare più questo lavoro, non voglio arrivare a 40 anni, 35 anni con questo rimorso che non ho fatto quello che mi piaceva. Ed è stato difficilissimo ed è la stessa cosa, è lo stesso rimorso che io vedo nei pazienti che sento a volte nelle candidature, che sento che mi dicono, io ho rimorso, avrò il rimorso che io non ho provato tutto quello che potevo provare per raggiungere questa guarigione dai dolori persistenti. E non riescono a vederlo in quel momento qual è il successo, in questo caso la guarigione, perché si sono ancora circondati da persone attorno, familiari, che non li capiscono, che non capiscono che quella persona in realtà può avere 10, 20, 30 volte di più di quello che sta avendo oggi. E quindi cosa è successo poi? Mi sono licenziato contro tutti, contro chiunque, famiglia, amici, chiunque mi diceva che ero pazzo, mi diceva assolutamente sei fuori di testa per andare dove? Sono andato in Australia, in Nuova Zelanda, a raccogliere patate per raccogliere frutta, lavori umilissimi, ho raccolto la spazzatura, ho lavorato in posti dove veramente non avrei mai pensato e mi ha dato tantissima forza quella cosa, quei 3-4 anni che ho fatto dall'altra parte del mondo, perché finalmente potevo esprimere il mio potenziale senza quelle vocine addosso di persone che si lamentavano e basta. Io non volevo essere una vittima e lo sapevo che quello era solo un passaggio per ritornare a quello che mi piaceva fare, ovvero il terapista, ovvero lavorare nell'ambito medico. Ma non volevo lavorare nell'ambito medico con medici che erano anch'esse vittime di un sistema, perché questi ci sono la maggior parte, non dico tutti, ma il sistema medico, ok, quello statale, quello pubblico, è un sistema medico che non cura, ma che ti mantiene in vita, ok? Ti mantiene nell'orlo, perché non capiscono che c'è qualcosa in più che manca. E secondo me cos'è che manca? Manca la parte più energetica della persona, manca la parte più psicologica della persona. Il paziente deve essere, non è una carne e ossa, ok? Non è carne e ossa, è la cosa più che mi fa più incazzare è quella che quando un medico o un fisioterapista, un terapista si rivolge a un paziente come se fosse un cretino. Sei un cretino, io ho il camice bianco, tu non sai niente e quindi ti dico di fare A, B, C, D, E. Ma tu, paziente che vuoi fare A, B, C, D, E, magari gli dici, ma io queste cose non sono d'accordo. No, io sono il medico, tu fai questo che ti dico. Sai, un po' come padre padrone, no? Io volevo assolutamente non essere in quell'ambiente tossico, tossico, come oggi lo viviamo da tantissimo tempo, per decenni nella sanità pubblica. Perché non sono persone in quel momento, e lo dico che ci sono marea di medici che vogliono fare lavoro
il lavoro molto, cioè col cuore. Giovani della mia età che vogliono fare quel lavoro perché vogliono aiutare le persone e sono chiunque fa medicina vuole aiutare le persone, non metto in dubbio quello, ma viviamo anche lì in un ambiente vittimistico. Ah, io non posso, ci sono i protocolli da seguire, me ne frego dei protocolli, me ne frego, ecco perché io non ho mai voluto vivere in un posto dove c'era qualcuno che mi comandava. Ecco perché ho scelto sempre la carriera imprenditoriale. Per quanto sia difficile, per quanto in realtà so che non è facile arrivare a crearsi la vita che vuoi. Ma è la stessa cosa in ambito di guarigione, non era facile per me continuare a trovare soluzioni e soluzioni e soluzioni, ognuna diversa, e fidarsi di terapisti diversi che ti dicevano tutti, guarda, facciamo 3 sedute e tu sei ok. Un massaggio, un quello, quell'altro, 3, 4 sedute e sono ok, va bene, mi devo fidare, facciamolo, facciamolo. Ma quei soldi non erano i miei, ok? Quando soffrivo di dolori pelvici a causa di un infortunio, i soldi non erano i miei, ok? E quindi io non potevo essere, non volevo essere dipendente dai miei genitori a fare delle cure che stavano superando i 3, 4, 5 mila euro di sedute. Ora non mi ricordo qual è la somma, ma se devo pensare a quanto ho speso dal 2000 non mi ricordo se era il 2014 quando soffrivo di dolori pelvici al 2022 quando ho iniziato il 21, quando poi ho iniziato veramente a star bene a collegare i puntini, quando avevo fatto insomma, quel salto dalla vittima alla guarigione, quindi al guerriero, tra virgolette, avrò speso decine di migliaia di euro se continuiamo, se pensiamo anche a decine di migliaia di euro in università, cosa che anche lì veramente è un ambiente, non dico, cioè dico a tutti, andate all'università, per carità, se sentite, se siete giovani e sentite questo questo mio sfogo riguardo l'università, non dico che assolutamente, cioè, ti forma e ci vuole, non puoi diventare un medico, un terapista e un fisioterapista in questo caso senza avere una laurea, cioè non puoi chiamarti così, ma lo status non vuol dire che sei arrivato, anzi, tutto quello che io ho studiato per me stesso, che ho studiato, che mi ha guarito, non arrivava quasi mai dall'università. E ve lo dico già ultimamente, ho sentito un mio professore che ha visto che avevo fatto un post su LinkedIn riguardo al dolore neuropatico e nociplastico e avevo detto qual era la differenza, quindi qual era il problema oggi nella sanità, che non sappiamo veramente differenziare uno l'altro e in Italia soprattutto non differenziamo se vai da un ortopedico o da un reumatologo, manco ti sa dire che cazzo è il nociplastico, la maggior parte. Ovviamente i nuovi arrivati si sono informati. Lo dico perché devo sempre pensare che ci siano amici, neurologi o ortopedici o medici che guardano ogni tanto i miei video e mi dicono: Ale, però sai che non generalizzare troppo perché ci siamo anche noi che in realtà il lavoro lo facciamo bene. Beh, è vero, assolutamente, però sono limitati anche loro perché devono seguire i protocolli e protocolli e protocolli. Cosa che in realtà questi protocolli non sono neanche aggiornati. Quindi non voglio neanche perdermi troppo in parole che non ti portano a dove voglio arrivare. Quindi eravamo sulla vittima, no? L'essere una vittima. Evita come la pece, come le malattie terminali, evita quelle persone che ti limitano e ti limitano la voglia che tu hai di fare. Ok, che possono essere anche solo gli amici. Non puoi evitare magari i familiari perché ci sono madre, padre, compagno, non puoi limitarli, cioè ci sta che sono lì, non puoi eliminarli, però puoi decidere tu quanto coinvolgerti in quelle conversazioni. Ti parla una persona che
ha fibromialgia o ti parla una persona che ha dolori alla schiena e inizia a portarti negatività. Guarda, io ho sofferto per 10 anni, ho provato di tutto, non esiste soluzione. Elimina quella persona dalla tua vita. Eliminala. Perché quelle persone ti portano un'energia, una vibrazione bassa, quindi la vibrazione della vittima. Quindi tu vuoi parlare di cose che ti fanno stare bene, di possibilità, ok? Di possibilità. E si può ritornare a stare bene dai dolori persistenti. Ed è possibile, l'ho visto centinaia di volte, l'ho visto centinaia di volte, quindi non solo su di me. E l'ultima parte, quindi l'ultimo percorso, l'ultima vibrazione, è quella del guerriero. Cioè noi siamo dei guerrieri. Il mindset del guerriero è quella di vedere la luce al di fuori del tunnel. Non è importante quanto ci vuole per arrivare lì, ma io ci arriverò. Io ci arriverò dall'altra parte. E devi averla sempre quella speranza, perché è quella speranza che ti crea la guarigione. Un'altra cosa, non è un qualcosa, la guarigione non arriva dopo, arriva prima, ok? Di star bene. Ora sembra fuori di testa quello che ti sto dicendo. Non puoi aspettare di star bene per pensare di essere guarito. Tu sei guarito e starai bene, ok? Tu sei guarito e starai bene. Quindi non sei malata, non sei malato. Tu sei ok. Tu sei quello che sei. Perché oggi siamo arrivati a dare delle etichette alle persone con una marea di diagnosi che in realtà trovano il tempo che trovano. La diagnosi di fibromialgia, la diagnosi di cervico-brachialgia. Ah, io sono un cervo brachialgico. Ah, io sono un fibromialgico. Ah, io sono un emicranico. Non so se si può dire, eh? Non sei quella cosa là. La tua identità non è quella cosa lì. Tu sei Alessio, tu sei Marta, tu sei Matteo, tu sei Giovanni o Giovanna, tu sei quello che sei, un'essenza pura che può partire da una vibrazione bassa e andare su una vibrazione più alta perché cambi i tuoi pensieri, cambi la tua identità. Come fai a cambiare la tua identità? Cambiando le tue credenze. Dobbiamo cambiare quindi il nostro mindset, perché il mindset è fatto da credenze limitanti, ok? Quindi, come a quel punto, quando sei arrivata nella frequenza del guerriero, della guerriera che dice, io potrei, guarda, sono sicura di me stesso o di me stessa che la soluzione c'è, che so che se non continuo a fare la lotta su di me, con me stesso, buttandomi giù con autostima, con una marea di storie che che crediamo, anche quelle storie che ci diciamo, che ci buttano giù, di pressione addosso, di responsabilità su di noi, di non essere mai abbastanza. C'era un mantra che mi dicevo, che mi dico spesso, I am enough, I am enough. I am enough. Io sono abbastanza. Molte volte le parole che mi dico sono in inglese perché ho vissuto 6-7 anni della mia vita fuori dall'Italia e quindi l'inglese è rimasto quasi come seconda lingua, no? Cioè in realtà è una seconda lingua. E quindi a volte anche i miei sogni sono in inglese. Non perché voglio fare il figo, ok? Perché c'è stato un episodio con la Elena Tiaone, una terapista che stimo molto, che anche lei ha studiato in inglese tutto quello che dice, e a volte le parole arrivano in inglese e le persone pensano che magari, ah, fa figo parlare in slang inglese. No, no, semplicemente arriva in inglese, quindi ve lo dico in inglese. E poi se nel 2025 non sai l'inglese o almeno non sai neanche un minimo parlarlo, il problema è tuo e non è nostro. Vabbè, questa è un'altra parentesi. Quindi la vita del guerriero. La vita del guerriero non vuol dire combattere contro tutti, perché lo sappiamo che non stiamo parlando di quella vittima, non siamo la vittima, non dobbiamo combattere con nessuno,
Non dobbiamo combattere con nessuno, non c'è nessuno che ti va contro, nemmeno Dio, nemmeno l'universo. Non ti va contro l'universo. Ok? Sei tu che progetti al di fuori di te una realtà distorta. Ok? Quindi ora uno può dire, tutta sta roba di spiritualità, tutta questa roba di energia, sono tutte cazzate. Ok? Io non sono sull'estremo spirituale, nel senso che mi porto magari, che ne so, ci sono persone che veramente guardano la luna ogni 2 giorni, ogni giorno e dicono, ah, la luna oggi è così, allora devo comportarmi così, così, così. Ci sta pure, ci sta pure, non sono in quello stato, anche perché sarei limitato e non mi sentirei neanche tanto libero di pensare a che l'universo e i pianeti giudicano o comunque comandano la mia vita. In realtà ci sono delle influenze sicuramente a livello energetico vibrazionale dai pianeti e ci credo, ma non sto lì a pensare ogni giorno cosa fanno sti pianeti su di me. Però veramente penso, credo nella fisica quantistica, anche perché poi è scienza, dove il nostro corpo vibra a certe frequenze e le stesse frequenze le proiettiamo come un proiettore proprio di luce verso l'universo e l'universo ci proietta addosso le stesse frequenze indietro. Quindi quando ti dico mindset è perché stiamo proiettando al di fuori quella guarigione che in realtà vogliamo. Non possiamo aspettare che quella vibrazione dal di fuori arriva da noi, perché in realtà non esiste tempo e spazio, non esiste, è tutto uno, è tutto unico. Non so se avrete visto, negli ultimi episodi abbiamo parlato con la dottoressa Maria Rosa Greco di sciamanesimo, di caccia all'anima, dove la guarigione in realtà per i sciamani non è neanche un qualcosa dove, cioè per loro non c'è guarigione e malattia, ok? È semplicemente è uno stato vibrazionale. Quindi lo sciamano cerca di portare la persona che ha un corpo in uno stato vibrazionale diverso. E cos'è che ti porta in uno stato di malattia per queste, diciamo, pratiche esoteriche, comunque popolazioni che credono nello sciamanesimo, nello sciamanismo. Si crede che comunque ci siano a livello dell'anima vibrazionale delle mancanze date da dei traumi, dati da paure o dati addirittura da problematiche prima della nostra vita, ok? Che sono state passate dalla generazione precedente o dalle generazioni precedenti. Ora non voglio troppo andare fuori del mio topic, sul mio topic, perché parlavo appunto di 3 stadi di mindset. Quindi depressione, vittima, ok? Che la maggior parte, più del 95%, e io non voglio lavorare con depressione e vittima. Allora, ci può stare che sei in un ambiente, sei in uno stadio di depressivo e sei in uno stato di vittima. E non sono io qui a dire che non sei idoneo a una guarigione. Assolutamente no, tutti siamo idonei, possiamo guarire, tutti possiamo guarire. Ma ci sono delle difficoltà ulteriori quando sei nei stati bassi, di quella vibrazione bassa, della paura, della depressione, dell'ansia, quindi tu sei la vittima, tu stai subendo un qualcosa, in realtà puoi fare. Io voglio lavorare quindi con i guerrieri, con le guerriere che hanno deciso di prendersi responsabilità di quello che possono proiettare al di fuori. E lo possiamo proiettare solo con un mindset da vincente, un mindset di una persona che si vuole bene, una persona che si sente a posto, che si sente ok con quegli sbagli che ha fatto, che si sente ok per come parla, che si sente ok per come per come pensa. Io per una vita, per tantissimo tempo, ho cercato di non parlare di spiritualità, di energia in ambiente universitario, perché avevo paura del giudizio dei miei professori su di me.
E appena andavo fuori leggermente, anche solo nell'ambito psicologico, con i miei professori dicendo questa persona, mettiamo caso che ha dolore alla spalla. Ma chi me lo dice che quella persona che ha dolore alla spalla, in realtà quel dolore non gli è arrivato per una questione di ansia, per una questione di preoccupazioni? Quando ho iniziato a mettere in discussione quelle cose, quelle credenze, mi dicevano letteralmente, noi non siamo psicologi, noi siamo fisioterapisti. E allora qual è il problema? Che io non sono un'identità, io non mi identifico fisioterapista perché uso le mani per fare i massaggi alle persone. No, io uso la mia capacità intellettiva di divulgare qualcosa al paziente, a te, e di cercare di cambiare la tua credenza, così che la tua spalla e il tuo collo guarisce da solo. Perché noi terapisti non possiamo guarire un'altra persona, un medico non può guarire un'altra persona. È la persona che cambiando il suo stato vibrazionale di frequenze, e puoi usare 100.000 cose per cambiare le sue frequenze, a quel punto guarisce. Perché l'universo è perfetto così com'è. E tu sei parte dell'universo. Il tuo corpo è perfetto così com'è, anche in malattia. Perché ha raggiunto quello stato di equilibrio, secondo lui, attraverso la malattia, attraverso quel problema alla spalla, attraverso quel dolore al collo. Quello per lui è equilibrio. Chi sei tu per dire all'universo questa cosa non è giusta? Quello che puoi fare è prenderti la responsabilità, fare un'analisi interna delle tue credenze, di quello che hai represso, di quello che ti sei portato addosso al collo, responsabilità, bocca autostima, rabbia repressa e sbocciare come un fiore. Per me non è facile dire queste cose oggi, perché per tanto tempo me le sono tenute io per me o semplicemente ne parlavo con amici o con terapisti, colleghi che avevano la mia idea. Oggi con YouTube posso parlarne apertamente con il mondo, se sai l'italiano, ok? Ehm, quindi il guerriero guarda tre cose: l'intenzione, il focus e la concentrazione. Deve avere intenzione, focus e concentrazione. Di che cosa, ti chiederai? Dello stato che vuoi raggiungere. Vuoi raggiungere uno stato in cui non ho dolore al collo? Cosa vuol dire non avere dolore al collo per te? Perché non vuoi avere dolore al collo? E tu dirai, semplicemente non voglio sentirmi male, non voglio avere questo dolore al collo. Risposta sbagliata. Perché? Cos'è che ti sta limitando il dolore al collo? Ti sta limitando di stare con gli amici, che ne so, a un evento, una pizzeria, e non sentirti questa morsa addosso? Ok, quello è l'obiettivo, è un micro obiettivo? Ok, prendiamo questa intenzione, questo focus e questa concentrazione per immedesimarti in quella situazione dove tu sei già ok, perché lo sappiamo che il tuo collo non ha una problematica strutturale. E qui faccio tra parentesi, vai nel link in descrizione perché lì trovi un'autovalutazione se la tua problematica potrebbe essere nociplastica. Ok, quindi dovuta a una repressione delle emozioni, a uno stress somatizzato nel corpo, che è la maggior parte delle problematiche che abbiamo nel corpo, ok? Anche non solo cervicalgia, ma anche di altro, ma io mi occupo di persone che soffrono principalmente di cervicalgia e mal di schiena, perché sono le prime che pensano che il problema è nel collo, che è nei dischi, che è nella ernia, che è nelle protusioni, ok? Che è nel disallineamento. Non esiste, non esiste una roba così. Potrebbe esistere, ma la maggior parte non è in quel campo, ok? Perché ci sono delle caratteristiche principali che non sto qui a dirti perché ho fatto 100.000 altri video, te li puoi andare a vedere nel mio canale sulla differenza tra un dolore strutturale e un dolore nociplastico. Quindi quell'intenzione, quel focus e quella concentrazione deve essere di te che guardi, che sei dentro
quello stato del stato di dreaming, no? Uno stato di sogno, dove tu sei grato di aver già raggiunto il risultato. Ti chiudi gli occhi e ti immedesimi. Non solo guardi tu che sei già dentro quello stato, ma come ti senti in quello stato, questo è il key, questo è il key, questo è quello che manca, il segreto, di entrare dentro quello stato emotivamente dentro quello stato. E puoi entrare oggi. Se non esiste spazio-tempo, tu puoi entrare oggi in quello stato lì ed è vero, ed è la realtà. Poi per la tua psiche non lo è appena ne esci, perché era uno stato di dreaming, ma per il tuo corpo quello era la realtà. Ok? Quello era la realtà. In quel momento che tu hai sentito il momento in cui tu eri dentro quel dreaming, quello stato di dream, una marea di ormoni, una marea di neuroni hanno iniziato a lavorare come se fossero dentro quella realtà. E stai condizionandoti quindi in modo neuroscientifico, è scientifica questa cosa, nello stato di dreaming. Più stai nello stato di dreaming e quindi lasci poi andare quello che l'universo deve fare, allora lì inizia il percorso di guarigione. E non vuol dire legge di attrazione, non vuol dire quella roba lì che te ne parlano 100.000 altre persone che possono dire pensa e attrai quello che vuoi, ok? Ovviamente è una parte quella, ma se poi quando hai finito di fare la meditazione o di essere entrato in quello stato di dreaming e poi inizi a pensare a 100.000 cose negative nuovamente perché ti sei circondato da vittime, allora lì stai modificando di nuovo tutto al contrario. Ecco perché è difficile arrivare alla soluzione in questo modo. È più facile semplicemente farsi fare un massaggio e pensare, aggiustami sto collo, aggiustami questa schiena, sapendo che in realtà stai semplicemente coprendo la soluzione con una coperta e domani avrai di nuovo dolore. Quando sei un guerriero, vai con queste procedure. Io nel percorso Neurobalance seguo con varie tecniche queste procedure, questa parte punto di mindset che ti serve, ti seguo personalmente per cambiare appunto le credenze del subconscio, ok? Che non possiamo cambiare il corpo se non cambiamo la nostra mente e non possiamo cambiare la nostra mente se non cambiamo il corpo. Devono essere tutte e due insieme, insieme. Ecco che servono degli obiettivi dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, ti serve quindi ti consiglio, ok? Sarebbe molto più lungo fare tutto da solo, ma ti consiglio se hai possibilità e se non sei una vittima di capire se possiamo aiutarti. Non tutti ovviamente sono idonei a questo percorso. Quando hai creato questo stato di dreaming, con questi sentimenti, con questa gratitudine, con questo senso di pienezza che hai dentro, perché non puoi sentire gratitudine e ansia allo stesso momento, ecco che lì ti do già un indizio. Se vuoi uscire da questo ciclo di ansia e preoccupazione, inizia, inizia a portarti in meditazione e sentire gratitudine. Gratitudine per qualsiasi cosa, anche solo perché sei in vita. Questi giorni mi è mancato un mio caro amico e dico, cavolo, la vita è veramente velocissima, è velocissima e poi così debole a volte. E penso, cavoli, siamo proprio veramente di passaggio. E ogni mattina quando ti alzi per te è scontato. Per la maggior parte delle persone che vivono in altri paesi, magari del Centrafrica, non è scontato. Ora non voglio fare il moralista, robe così, no? Essere così sensibile poi a qualcosa che è lontano da noi, però è così. Per noi certe cose sono molto scontate. Quindi puoi ritornare a sentire gratitudine e a aumentare questi ormoni del benessere, serotonina, per esempio, dopamina, che ti portano a uno stato di benessere, un equilibrio nuovo. Quindi capiscono che non sono più in frequenza
Il tuo corpo non sarà più in frequenza di vittima, di malattia o di dolore, ma sarà in frequenza del guerriero. Il guerriero ha anche voglia di vedere qualcosa di nuovo, di mettersi in gioco, ok? Ha voglia di esternare quello che ha dentro. E poi lascia andare. Il secondo step non è solo quello meditativo e dire, ah, adesso ci metto tutta la voglia, tutto quello, e poi pretendere che non hai più sintomi il giorno dopo o il giorno stesso. Tu non puoi pretendere che l'universo lavora al tuo passo. Tu fai il tuo, lascia andare, let it go, e poi aspetta, attendi. Tu sei ok, ok? Quindi lascia andare, fai il tuo e lascia andare. Questo è molto difficile per molti di noi, lasciare andare, non controllare, perché vuoi controllare l'ansia, vuoi controllare il dolore. Bisogna lasciare andare. Bene, questi sono i tre stadi, le tre frequenze: depressione, vittima, guerriero. Ce ne potrebbero essere altre, ma per semplificare volevo dirti che noi siamo guerrieri. Tu sei una guerriera e non devi pensare che la tua problematica non può essere guarita attraverso semplicemente come inizi a pensare, come inizi a fare, a camminare, come inizi. Sono micro step, sono micro successi che tu hai nella giornata o nelle settimane che ti portano verso quel dream state anche nella vita, nel mondo fisico. Quindi tu lo attrai in quel senso, non perché l'hai solo pensato, ma perché hai fatto un'azione congruente a quello stato di vibrazione. Ora spero che mi hai capito, che non sia andato troppo nell'astratto, ma questi sono i video che io vorrò fare di più nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, più riguardo a quello che veramente conta, perché ci perdiamo veramente tantissimo in esercizi, strategie, metti la gamba lì, metti il collo là, ma quello è la cosa minima, minima, ma forse l'1%. Quindi andiamo sul 95% che sappiamo che è quello che cambia tutto. Le tue credenze, il tuo mindset, il tuo stato di vibrazione interno. Va bene, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Neurobalance. Se vuoi lavorare con me, guarda il link in descrizione e puoi candidarti per una consultazione gratuita e capire se siamo allineati uno con l'altro in modo vibrazionale, se siamo allineati uno con l'altro con quello che è il programma. E ti spiego di che cosa si tratta, ma molto lo vedi nel mio sito web, su quali sono gli step e come possiamo portarti da uno stato di vittima a uno stato di guerriero o di guerriera. Ma non possiamo prendere una persona che è in uno stato che non vuole, non puoi pensare che noi ti dobbiamo cambiare, noi ti possiamo aiutare a cambiare, ma sei tu a cambiare, sei tu a guarire, sei tu a fare il lavoro. Noi facciamo il 50% del lavoro, tu fai il 50%. Deve essere ambo i lati, ok? Non possiamo fare tutto noi. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere qui. Iscriviti al canale per nuovi video di questo genere. A presto. Ciao.